Viva Santissimo Crocifisso! Vabbè, ormai veniamo sempre. Ci facevo un drappo. Che posto scroscio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Viva! Viva Santissimo Crocifisso!
anche quello che la scrittura ci dice al riguardo. Il vento ha fatto cadere la fascia dai fianchi della statua del crocifisso, però è molto bello perché questo segno ci fa capire quello che Paolo riporta nella lettera ai Filippesi. Noi vediamo l'immagine, un certo decoro anche della figura del Cristo, però Cristo sulla croce è stato crocifisso nudo. L'umiliazione più grande non era solamente la croce, ma l'essere nudo davanti a tutti gli uomini. E guardate, per il popolo ebraico o arabo essere nudi è una grande umiliazione. Ecco perché Paolo poi riporta nella lettera ai Filippesi: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, soffrì anche la morte di croce. Ecco, dalla croce noi dobbiamo imparare tanto, come cristiani, come uomini. Intanto come uomini, perché quando un uomo viene appeso alla croce viene messo al vituperio totale, viene considerato come un uomo infame. E chi era appeso alla croce erano i condannati, coloro che erano assassini. E Cristo ha voluto scegliere proprio questa dimensione per salvare ciascuno di noi. E non solo. Dice Paolo, si è spogliato della sua divinità e ha assunto la condizione umana. Questo è l'insegnamento che ci viene oggi dalla croce. Purtroppo molte volte noi siamo orgogliosi. Don Pino nell'omelia parlava del perdono, del rancore che alberga nel nostro cuore, delle inimicizie, delle invidie, delle gelosie che tante volte il nostro cuore alimenta nei confronti a discapito dei fratelli. E Gesù invece ci insegna un'altra realtà, ci insegna a spogliarci di tutte quelle realtà che ci dividono, prima di tutto da Lui, da noi stessi e dai fratelli. E guardate, spogliarsi di tutte queste realtà è importante, perché altrimenti non siamo cristiani. Possiamo venire a messa tutti i giorni, possiamo fare la comunione tutti i giorni, possiamo dire i rosari di questo mondo tutti i giorni, tutte le devozioni le possiamo mettere in pratica. Ma se il nostro cuore rimane tale e quale, dove alberga il rancore, la gelosia, l'invidia, e non troviamo quella possibilità, quella realtà di riappacificarci con i fratelli, non serve a nulla venire in chiesa. State giù. O noi incominciamo a convertirci realmente, guardando al Signore e imparando da Lui, o noi saremo solamente, come dice Paolo, campane che suonano inutilmente. E allora, fratelli e sorelle, San Paolo scrivendo ai Filippesi oggi lo dice a noi chiaramente: spogliarci per rivestirci di Cristo, spogliarsi dell'uomo vecchio per rivestirsi di Cristo uomo nuovo. Questo vuol dire essere cristiani, questo vuol dire andare dietro al Signore. Abbiamo fatto la processione con tanta difficoltà e i portatori hanno portato un grande peso, ecco, salendo fino alla croce. Ed è stato bello andare dietro al Signore, perché Gesù stesso dice nel Vangelo: chi vuole essere mio discepolo rinneghi giorno per giorno se stesso, prenda la croce e mi segua. Questo vuol dire essere discepolo. In paradiso c'era un canto: non si ci va in bicicletta, ma nella sofferenza, con la sofferenza, rinnegando giorno per giorno i nostri modi di vedere sbagliati e imparando da Lui, che dalla croce ci dice che ci ama. Ecco perché Cristo ha le braccia allargate, perché vuole abbracciarci tutti in questo mondo e vuole che ognuno di noi possa corrispondere a questo suo amore per Lui. E allora ecco la festa del crocifisso, questa è la vera festa. E rinnovarci giorno per giorno, nutrendoci della parola del Signore, del suo corpo e del suo sangue, per essere nel mondo destinato. Vedete, per noi sembrano favole tutte queste cose, eppure vediamo che ancora oggi, in questo secolo, in questo momento, tanti nostri fratelli cristiani vengono trucidati, perseguitati, uccisi.
Questo ci deve interrogare, perché noi viviamo un cristianesimo comodo. Siamo cristiani sul registro del battesimo, ogni tanto ci ricordiamo di qualche celebrazione, Natale, Pasqua, eppure assistiamo veramente a situazioni che ci devono lasciare un segno. Tanti fratelli per testimoniare Cristo vengono sgozzati, vengono arrestati, vengono bruciati vivi, ancora oggi. Ecco, questo ci deve fare riflettere. Cristiano non si dice a parole, ma cristiano si vive con la vita. Sia lodato Gesù Cristo. Bene, prima di concludere con il canto di ringrazio del Signore, un doveroso grazie abbiamo fatto per mezzo del pensierino di Padre Liborio al Signore che ci ha dato questa possibilità di vivere questo momento di festa comunitaria, la nostra comunità parrocchiale, festeggiando il proprio patrono, il Santissimo Crocifisso. Allora il nostro grazie va al Sindaco, all'amministrazione comunale che ha partecipato, dando il contributo per l'esecuzione della banda che ha proiettato la processione in questi giorni di festa. Poi il nostro grazie va ai portatori che sempre con grande sacrificio, vedete che c'è quando e non ci crediamo, quando si deve essere riuscire la processione e non ci sono problemi. Un grazie anche alle autorità militari, il maresciallo comandante della stazione, ai vigili urbani, ai ragazzi dei Grichetti che hanno collaborato. Poi in modo particolare abbiamo avuto la gioia di avere per noi il comitato Festa di Gesù Nazareno di San Giovanni di Gemini. Sono venuti per la breccia fiorata, hanno voluto ritornare così per onorare il Santissimo Crocifisso, sono qui in mezzo a noi, diciamo auguri anche a voi per le vostre feste. Guarda che bisogno, quando le vocali, quindi anche le vocali, vabbè, però ecco un po', bravo. E allora se dimentico qualcuno, perché la stanchezza può giocare per molte cose, tanti auguri a tutti, un ringraziamento a tutti, piccoli e grandi, e a tutti quanti siete fare il lavoro. Maestro, il canto Amen. Andiamo in pace. Grazie a Dio. Una buona settimana. Vai, 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 vieni. Allora,
Isa. Poi si vai. Vivo Santissimo Crocifisso.